Ennesimo sollecito inviato dal Comitato di Quartiere Fontanelle insieme all'amministrazione comunale di Agrigento al fine di intervenire sul fenomeno ormai fuori controllo dell'erba alta nella popolosa frazione agrigentina. Cespugli altissimi ai margini dei marciapiedi che danno un'immagine di abbandono e degrado del quartiere di Fontanelle al punto di intralciare i passaggi pedonali, non rendere visibili gli incroci con la vegetazione che ostruisce la visibilità dei cartelli stradali, causando così un pericolo alla circolazione e costringendo i pedoni a camminare sulla carreggiata, per non parlare poi del fattore sanitario, il proliferare delle zecche e l'accumulo di sporcizie tra i cespugli. Il Comitato di Quartiere di Fontanelle ha provveduto a comunicare formalmente all'amministrazione comunale di Agrigento, inviando più solleciti lo stato in cui versano le strade del quartiere, documentando la situazione con numerose immagini e chiudendo un urgente intervento di pulizia per restituire alla zona il giusto decoro, anche in considerazione dell'imminente arrivo della stagione estiva calda, lamentando inoltre come da anni non viene adottato un programma di manutenzione ordinaria costante, ma si agisce solo con interventi sporadici. Auspichiamo, conclude nel suo comunicato stampa il Comitato di Fontanelle, che gli organi competenti possano espletare con celerità e con agire responsabile azioni di intervento relative al ripristino del decoro di verde pubblico nel nostro quartiere, evidenziando ancora una volta la situazione di pericolo potenziale per i cittadini e per la sicurezza stradale.